Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Sono stati 191 i focolai scolastici individuati in Friuli Venezia Giulia tra il 29 novembre e il 5 dicembre, per un totale di 886 positività riscontrate tra i banchi. Nello stesso periodo, complessivamente in Regione, sono stati accertati 721 focolai e 4.368 nuovi casi di Covid. Questo significa che il 20% dei contagi interessa le scuole. I dati sono emersi questa mattina durante il tavolo di lavoro interistituzionale Sicurezza e Prevenzione Covid convocato dall'Ufficio Scolastico Regionale e al quale hanno preso parte anche il Vicepresidente della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi e l'assessore all'istruzione Alessia Rosolen. Negli ultimi 2 mesi il maggior numero di focolai scolastici si è registrato nell'ambito di Asugi, quindi tra Trieste e Gorizia. Nella settimana tra il 29 novembre e il 5 dicembre risultavano 74 focolai nell'ambito dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, 28 in quella del Friuli Centrale e 17 nell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, per un totale di 119. E proprio sui contagi nelle scuole sentiamo il vicepresidente della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La popolazione scolastica in questo momento è la popolazione che ha il maggior andamento del contagio e quindi su quello inevitabilmente anche le scuole sono coinvolte. Quindi, questo è un fenomeno che incide particolarmente su Trieste e in una parte di Udine. Oramai la popolazione scolastica determina anche il numero di focolai più importanti, in particolare in questa settimana, e c'è la complicazione anche delle attività di tracciamento che ovviamente sono condizionate dalla dimensione, ma soprattutto anche da quella categoria di persone che non dicono puntualmente quello che sta accadendo. Noi ormai siamo arrivati al 70% di case fuori da focolai. Cercheremo di stringere il più possibile anche le attività di collaborazione tra i dipartimenti di prevenzione e le strutture scolastiche. Qual è l'orientamento per quanto riguarda la didattica a distanza? No, ma noi non abbiamo orientamenti, noi applichiamo le regole che ci vengono date dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. Sarà il tempo a stabilire se sono giuste o sono sbagliate. Sicuramente però un elemento di contenimento dell'infezione inevitabilmente porta alle quarantene e agli isolamenti. Su quegli 87.000 individuati come prioritari per l'obbligo di vaccinazione che scatta dal 15 dicembre, c'è qualche evoluzione sul fronte delle prenotazioni? Come sta andando? Sì, gli 88.000 che sono fuori rispetto ai 115.000 che hanno già prenotato. Sì, vediamo che le prenotazioni stanno arrivando, noi naturalmente vorremmo che arrivassero il più possibile, il più velocemente possibile, perché abbiamo una capacità vaccinale che sta lasciando a disposizione di queste categorie una quota degli spazi che abbiamo. Siamo di gran lunga superiori a quella che è l'obiettivo del target del generale Figliuolo. Pensiamo di utilizzare le 420.000 dosi per il richiamo che abbiamo nel mese di dicembre e questo è uno sforzo importante del quale dobbiamo ringraziare le aziende sanitarie e tutti i professionisti che sono dietro a questa cosa. In Friuli Venezia Giulia nella settimana dall'1 al 7 dicembre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 661 contro i 586 della settimana precedente, e si evidenzia un aumento dei nuovi casi pari all'11,3% rispetto alla settimana precedente. Sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica 24% e in terapia intensiva 16%, occupati da pazienti Covid-19. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia in Regione. Per quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti, nell'ultima settimana Trieste segna ancora una volta il valore più alto tra le province italiane, 694. Gorizia registra 377, Pordenone 365, Udine 244. Secondo il monitoraggio della Fondazione, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Friuli Venezia Giulia è pari al 75,9%, media Italia 77,3%. A cui si aggiunge un ulteriore 2,9%, media Italia 2,8%, solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 35,4%, media Italia 46,8%.
È in corso a Palazzo Toriani, sede di Confindustria Udine, la presentazione dell'edizione 2021-22 del progetto Sapremo, dedicato agli studenti delle scuole superiori per sensibilizzare sul tema dei rischi connessi all'uso di sostanze stupefacenti. Vediamo. È in corso adesso la presentazione del progetto Sapremo, acronimo che sta per salute, protagoniste, emozione. Un progetto che coinvolge gli studenti delle classi seconde, delle scuole secondarie di secondo grado, ma anche i loro insegnanti, i loro genitori, le loro famiglie. L'obiettivo generale è quello di sensibilizzare sul tema dei rischi connessi all'uso delle sostanze e più in generale sui rischi legati all'adolescenza. Altro obiettivo importante è quello di promuovere una cultura della cittadinanza attiva, della salute e della legalità. Un progetto iniziato nel 2018, 2 edizioni completate, una purtroppo sospesa a causa del Covid. Quella che viene presentata oggi è la terza edizione che si svilupperà di fatto in 3 parti. Ci sarà un'attività di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole, dove il progetto arriverà attraverso un video con i protagonisti principali di questo progetto, che è stato realizzato proprio in collaborazione con Telefriuli. Poi ci sarà un concorso post-action, un concorso in cui gli stessi studenti saranno chiamati a realizzare dei video della durata di 3 minuti, attraverso i quali racconteranno di fatto i temi che sono al centro di questo progetto, e poi ci saranno anche incontri e conferenze. Diversi gli enti coinvolti in questo progetto, ed sta proprio qui la forza di Sapremo, enti pubblici e privati, la Questura di Udine, l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, in particolare il Dipartimento delle Dipendenze, l'Ufficio Scolastico Regionale, il Comune di Udine, la Consulta Provinciale degli Studenti di Udine, Confindustria Udine Danieli, e poi dal 2021 anche il sostegno istituzionale della Prefettura di Udine. Mondo delle costruzioni in lutto. Si è spenta a 62 anni l'imprenditrice carnica Paola Valle. Ad annunciare la sua scomparsa la mamma Maria, le sorelle Carla e Daniela con Antonio, l'adorato nipote Alberto e il compagno di vita Alessandro. I funerali avranno luogo sabato 11 dicembre alle ore 14 nella chiesa di Enemonzo, partendo dall'ospedale di Udine. Paola Valle fino al 2020 è stata presidente di ANCE Udine, ma il suo contributo lo si ricorda anche alla Cassa Edile e nel Consiglio Generale di Confindustria Udine. Una donna carismatica, elegante, concreta, con idee decise, capacità di condivisione, devotissima al lavoro. La ricorda così la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, esprimendo il cordoglio dell'associazione. Dopo la prematura scomparsa del padre, ha saputo prendere in mano le redini dell'azienda di famiglia, rivelando doti umani e imprenditoriali non comune, prosegue Mareschi. Un'imprenditrice capace, stimata e rispettata. Di Paola mi hanno sempre colpito la forza d'animo, il carattere deciso di donna forte e determinata. Questo è il ricordo di Nicola Cescuti, capo della delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine. Paola era una persona corretta, apparentemente dura di carattere, ma invece di gran cuore, aggiunge la presidente di ANCE Udine, Angela Martina. Era generosa anche nell'impegno associativo che ha onorato fino all'ultimo. La discussa manifestazione Novax non autorizzata che si è tenuta ieri al Sacrario di Re di Puglia ha generato diverse reazioni nel mondo della politica, a partire dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, intervenuto sul tema a Radio 24. Vuol dire che si è perso anche il rispetto per la nostra storia e per quello che rappresenta il Sacrario di Re di Puglia. Che venga utilizzato e strumentalizzato così lo reputo estremamente grave, ha detto Fedriga. Stiamo vedendo una degenerazione di persone che legittimamente la possono pensare anche in modo diverso, irrazionale dico io, ma l'irrazionalità è legittima. Non si può però arrivare ad eccessi, provocazioni e offese come a Re di Puglia. Temo che ci stiamo rassegnando anche a questo clima d'odio, violenze e minacce, ha concluso il Presidente. E il caso approda anche in Parlamento. La deputata Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia, ha infatti presentato un'interrogazione parlamentare sull'adunanza che ha richiamato oltre 400 persone ai piedi del cimitero militare monumentale, definendo irresponsabile la manifestazione Novax. Cronaca, un uomo è rimasto intossicato ieri sera nella sua casa di Treppo Carnico dopo aver respirato il fumo della combustione prodotta da un principio di incendio causato da una coperta lasciata appoggiata su una stufa a pellet. L'uomo è stato portato all'ospedale di Tolmezzo per accertamenti, grave ma non in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco di Tolmezzo.
2 giovani di Cividale sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati nel posteggio del museo all'aperto del Monte Kolovrat in Slovenia, a pochi chilometri da Drenchia. A dare l'allarme nel cuore della notte è stata la mamma di uno dei due. Le precipitazioni nevose abbondanti, che in poco tempo hanno creato una coltre di mezzo metro, hanno impedito loro di far rientro a casa. I vigili del fuoco sono partiti 2 pick-up e sono stati aiutati dai mezzi spazzaneve di una ditta privata di San Pietro al Natisone. Hanno raggiunto i ragazzi, che sono stati tratti in salvo. Stanno bene. Macchine danneggiate da un'auto pirata questa mattina a Udine. Alle 7:45 circa un conducente ha attraversato via De Rubeis colpendo alcune macchine posteggiate a lato della strada di Borgo Stazione. I rumori sinistri e gli specchietti saltati hanno richiamato l'attenzione di un residente che ha allertato la polizia locale. Poco dopo una passante ha riferito agli agenti almeno 3 numeri di targa dell'auto guidata dal fuggitivo. Elementi questi che, uniti ai pezzi di carrozzeria trovati sull'asfalto e alle riprese delle telecamere di videosorveglianza, potrebbero aiutare gli agenti della municipale ad individuare il responsabile dei vari danneggiamenti. Autostrada chiusa da mezzanotte e fino alle 6 di oggi tra Udine Nord e Coccau a causa della caduta copiosa di neve all'altezza del valico. Vietato il transito per i soli mezzi pesanti superiori a 75 quintali. Lo ha disposto il COA in accordo con Polizia Stradale e Autostrade per l'Italia. Non si sono verificati incidenti. A Caneva è stata allestita una mostra con alcune delle opere più significative della collezione della Fondazione Concordia 7. In vetrina 5 importanti autori locali. Vediamo. Villa Frova a Caneva ospita la mostra Figura, Natura, opere su carta della Fondazione Concordia 7, curata da Giancarlo Pauletto, che dà spazio agli autori locali. In esposizione il pubblico potrà ammirare Cesco Magnolato, Luigi Marcon, Mario Pauletto, Virgilio Tramontin e Renzo Tubaro, autori molto noti nel nostro territorio, ma anche oltre, ampiamente apprezzati. Questa mostra è una mostra che è stata costruita con le opere della Fondazione Concordia 7. La Fondazione Concordia 7 è nata nel 2010 proprio per raccogliere, per valorizzare nei limiti del possibile tutte le opere che nel corso di più di 50 anni di esistenza della Galleria Sagittaria sono state donate dagli artisti alla Galleria medesima, diciamo. Ma non solo artisti hanno donato, anche i collezionisti hanno donato, sicché ci si trova oggi ad avere un nucleo di opere molto, molto ampio, più di 1500 opere, ecco, le quali noi cerchiamo come Centro di Iniziative Culturali di valorizzare, di far vedere il più possibile naturalmente. Siamo venuti con grande piacere qui a Caneva, che è un comune col quale collaboriamo da anni, a presentare una mostra di 5 autori, una mostra complessivamente che a noi sembra di alta qualità, che vale proprio la pena visitare. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18:30. Per poter accedere è necessario essere in possesso del Super Green Pass. Il telegiornale termina qui, ci segue A voi la linea, rimanete con noi. Buon pomeriggio.